Sì, siamo a Villa Sandi, noi questa dimora l'abbiamo ristrutturata tanti anni fa e quest'anno sono 40 anni che l'abbiamo aperta al pubblico e con grande soddisfazione siamo arrivati quest'anno e arriveremo a 20.000 presenze e abbiamo fatto anche un totale, sono 500.000 persone che hanno visitato Villa Sandi. Perché hanno visitato Villa Sandi? Perché oltre a quello che è il mondo vino e spiegare cos'è l'arte del vino, abbiamo fatto conoscere anche l'arte e la cultura delle ville venete, che sono un grande esempio di bellezza che hanno avuto i nostri architetti dal Palladio a seguire. E sempre state denominate queste ville venete il Giardino di Venezia. Questo collegamento con Venezia ci ha anche fatto maturare una collaborazione importante col Museo Guggenheim, che abbiamo iniziato proprio in questi ultimi mesi, questa collaborazione assieme, perché riteniamo che ci sia tante cose in comune: cultura, l'arte e abbinata, come dicevo, della produzione di vino. Quindi non solo italiani ma anche tanti stranieri li accogliamo con le nostre guide, spiegando e illustrando quello che è il nostro mondo e le bellezze della nostra regione, in particolare quello delle ville venete.